Daydream anticipazione episodio 107. Una festa a sorpresa per il compleanno di Jeanne. Appena Jeanne arriva alla casa editrice, afferma ironicamente che ormai l'agenzia si è trasferita tutta lì. Tutti inventano scuse con lui per giustificare la loro presenza lì e ringraziano Sanem per le idee che ha dato a loro. Alla casa editrice, Sanem mostra a Ygritte il regalo preparato per Jeanne. Lui le dice che è fantastico e che se la sua ragazza gli regalasse una cosa del genere sarebbe molto felice. Ygritte chiede poi a Sanem se ha intenzione di festeggiare da sola con Jeanne e le dice che Pauline ha intenzione di tornare a Londra dopo il compleanno. Ygritte e Pauline si sentono per telefono. Pauline gli dice che Yuma sta organizzando qualcosa per il compleanno di Jeanne. Lui le dice la stessa cosa di Sanem. Ygritte e Sanem escono insieme dalla casa editrice, ma arriva Jeanne che le chiede dove si va a mangiare. Lei gli dice che deve andare a un pranzo di lavoro dove incontreranno uno scrittore e, comprendendo le mezze parole di Sanem, Ygritte le tiene in gioco e gli conferma che non può essere invitato. Sanem saluta Jeanne riempiendolo di baci, ma lui rimane piuttosto perplesso. Quando i due ritornano, Jeanne è lì ad aspettarli, seduto alla scrivania. Parla con loro, ma le cose non gli tornano e mentre Sanem risponde alla telefonata di Yuma, se ne torna in agenzia molto arrabbiato. Arriva Mirre e si sfoga con lui, ma il fratello gli confessa che Sanem sta organizzando una festa per il suo compleanno. Yuma poco prima aveva contattato Sanem per ricordarle del compleanno di Jeanne. Vorrebbe che per l'occasione le invitasse anche la sua famiglia. Sanem corre in ufficio da Jeanne, che si fa vedere arrabbiato. Le dice che è stanco di sotterfugi e che sa del compleanno. Sanem gli dice che ha avuto da Yuma il permesso di festeggiare da sola con lui e Jeanne ne è felice perché è così che desidera. L'andrà a prendere a casa sua come un gentiluomo. Intanto Yuma si reca nel quartiere e non passa inosservata. Va in drogheria e dice a Mekhibe che è lì per una tregua. Si scusa per quanto accaduto alla cena, ammettendo di essere stata sgarbata con loro. Le dice di aver avuto un motivo per farlo. Racconta a Mekhibe del tradimento del marito, del grande trauma che ha subito e del fatto che ha potuto avere con sé solo Emirre senza vedere Jeanne per anni. Conclude poi invitando Yedin al compleanno di Jeanne. Infine se ne va e Mekhibe e Nihat parlano dell'accaduto. Nihat pensa che Yuma sia davvero pentita per essere andata fino a lì, ma Mekhibe non crede alla storia raccontatole e lo allerta a non fidarsi di lei. Poi Mekhibe decide di organizzarsi per portare un regalo a Jeanne. La donna raggiunge le figlie in camera di Sanem, la quale rimane sorpresa nell'apprendere che i genitori abbiano accettato l'invito di Yuma a partecipare alla festa. Jeanne va a prendere Sanem e si spostano a casa di Ygritte. Lei lo fa entrare chiudendogli gli occhi e Jeanne viene sorpreso dalla presenza di molte persone, quando invece pensava di essere da solo con lei. Sono stati invitati molti amici di Jeanne e lui presenta Sanem come la sua ragazza. Jeanne afferma che avrebbe voluto essere da solo con Sanem, ma Yuma vorrebbe che fosse contento di questa sorpresa. Sanem aggiunge che ci saranno anche i suoi genitori e lui rimane sorpreso. Così Sanem gli racconta della visita di sua madre al quartiere. Arrivano anche Yedin e fanno gli auguri a Jeanne e Yuma rimane sorpresa dal legame che intercorre tra loro e il figlio. Mekhibe e Nihat regalano a Jeanne delle pietre. Arrivano poi Mirre con buona parte dell'ufficio e Muso che si è autoinvitato recando del cibo biologico. Gege e Ayan si incontrano in giardino. Lui cerca di spiegare la situazione, ma lei prende l'iniziativa per azzittirlo con un bacio che rivitalizza entrambi. Gege le dice di averle mentito, ma si è trattato di un malinteso. Si dicono che si amano e Gege aggiunge che da ora in avanti non scapperà più. Intanto Muso chiese a Guliz di uscire. Leila e Mirre trovano un momento per parlare. Lui teme che lei abbia freddo e le dà la sua giacca. Leila confessa a Mirre che lei e Osman si sono lasciati, ma che la famiglia ancora non lo sa. Arriva il momento tanto atteso. Sanem consegna a Jeanne il suo regalo e lui lo sfoglia piuttosto compiaciuto. Poi le dice di avere anche lui una sorpresa per lei. Mentre lei è distratta, tira fuori dalla giacca una scatolina elegante e si gira verso i genitori di Sanem, attendendo il cenno di Nihat, che approva felice. Poi si gira e le dice che lei è il suo cuore, la sua metà e il suo tutto, e le chiede di sposarlo. Lei guarda il padre cercando la sua approvazione. Leila e Mirre si guardano e pure Gege e Ayan. Nihat fa cenno di sì e lei sorride, a Jeanne rispondendo di sì. Yuma e Pauline rimangono basite tra la felicità generale. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!